È Terra di Mafia la nostra, titolo di apertura di questo primo numero della Formica, un giornale che promuove la legalità e la cultura antimafiosa, diffuso da voi anche nelle scuole. Sì, esatto, questo è un primo numero che è un numero unico che abbiamo realizzato. Non è stato semplice perché un gruppo di ragazzi mettere su, insomma, un giornale, cercare i pezzi e soprattutto cercare gente che scrivesse poi senza alcun compenso non è stato semplice. Abbiamo affrontato tanti temi, quindi spaziamo dal pizzo al consumo critico, alla speculazione edilizia che si vuole qui realizzare nel centro storico, nella zona di via Vallicaldi, ma anche, ecco, abbiamo dato la parola soprattutto ai giovani, per cui abbiamo affrontato il tema se e come la mafia venga affrontata nelle scuole. Da questo tipo di esperienza e dai contatti che hai avuto con i ragazzi che poi sono gli autori degli articoli, che percezione si ha tra di loro della mafia? Ecco, non è stato semplice perché ecco, hanno dovuto per scrivere questi articoli fare proprio una ricerca anche interiore, perché questi articoli sono frutto della sensibilità di ciascuno, del modo in cui ciascuno vive la propria quotidianità, per cui c'è chi magari ha parlato di mafia intesa quale atteggiamento di prepotenza, di bullismo, di prevaricazione, c'è chi invece ha parlato di mafia più nello specifico andando a toccare i temi del pizzo. C'è la necessità di un cambiamento, tu hai percepito? Sì, assolutamente, assolutamente, perché ecco, c'è proprio difficoltà a parlare di questo tema liberamente e noi questo è quello che volevamo fare, proprio dare la possibilità a tutti di dire la parola mafia senza alcun timore. L'associazione Lab Mura realizza un presidio, un punto di riferimento nel cuore della città per questa associazione che promuove la legalità. Sì, stiamo creando numerosi presidi di legalità tutti in centro storico. Terra Nostra contro le mafie è la prima associazione che ha aderito, ma ce ne sono tante altre che aderiranno a breve. Vogliamo salvaguardare il centro storico contro l'incuria e l'abbandono che in questa zona è stata grandissima, e vogliamo tutelarlo anche contro le possibili speculazioni che ci potranno essere. Quindi sentiamo l'esigenza che il termine legalità si applichi soprattutto al nostro centro storico, che è la nostra identità, ma non è la nostra identità perché è il nostro passato, come spesso si crede, è la nostra identità nei termini in cui il centro storico può essere il nostro futuro, il futuro di questa città, dei nostri giovani, il futuro del nostro turismo e anche della nostra economia. Quindi questa zona è significativa perché appunto può ospitare una serie di realtà associative, culturali, di volontariato e di azione civica che hanno a cuore questo quartiere e che se ne vorranno prendere cura.